Ingegnere Barone, la Regione è passata alla fase esecutiva per la progettazione di Agrigento Capitale della Cultura. Quali le novità? Sì, in questi giorni è stato a cura del direttore generale dell'assessorato beni culturali, naturalmente predisposto non tanto dall'assessore, ma soprattutto dal presidente in persona della persona Schifani, il presidente Schifani, è stato emesso il decreto operativo dei finanziamenti e delle attività previste per il 2025. E quindi, per esempio, per la città teatro sono stati stanziati 40.000 euro, e questa è una cosa che a noi ci rende molto felici, soddisfatti, non tanto per l'entità dei lavori e di tutto ciò che dobbiamo fare, ma per il fatto che noi già siamo, come Parco Letterario, siamo stati fra gli enti sostenitori del famoso progetto dossier presentato a Roma, quello che poi è stato premiato, ma soprattutto perché c'è stato un riconoscimento di un'entità che ormai dura da 25 anni e che è il Parco Letterario Città Teatro di Agrigento, Agrigento Città Teatro, così come è scritto nella Gazzetta Ufficiale, e che noi stiamo cercando di fare con i nostri fondi o comunque con i sostegni degli enti locali. A seguito di ciò, cos'è che sarà realizzato? E allora già abbiamo ripreso il progetto che ci è stato approvato e finanziato, e saranno realizzati con i 40.000 euro almeno 40 viaggi sentimentali il Caos e 40 viaggi sentimentali la Grecità nella Via Sacra, quindi un qualcosa di consistente durante le 56 settimane dell'anno solare 2025. Noi speriamo anche in un intervento o un sostegno per quanto riguarda la fase propedeutica, per esempio per le feste natalizie e quindi il pre-anno 2025, che ci consentirebbe alle migliaia di residenti e di forestieri che accorrono ad Agrigento per le feste di Natale e di Capodanno, di essere già presenti in quella fase e coinvolgerli. Che cos'è la città teatro? È una sorta di teatro itinerante fatto per esempio di viaggi sentimentali con gli attori, con i musicisti, con gli artisti, con i lettori e con la degustazione gratuita naturalmente, perché i viaggi sentimentali sono l'apertura dei nostri cinque sensi, tutti i cinque sensi, compreso quello del gusto, nelle nostre atmosfere, che sono quelle create da Pirandello e soprattutto dal Cantastorie con i suoi collaboratori. Ci sarà già nel programma i 2 giorni 1 e 2 gennaio che saranno di eco mondiale e saranno di far vedere negli organi di stampa e soprattutto negli organi televisivi che cosa? Fare vedere la città teatro che si muove in questi giorni a livello mondiale.